Un luogo incantato dove la natura si trasforma in arte. Siamo ad Artesella in Trentino, dove una passeggiata nel verde tra Villa Strobele e Malga Costa consente di ammirare da vicino una quarantina di grandi opere in legno e altri materiali ecosostenibili progettate da artisti e architetti di fama mondiale. Lo scorso ottobre la violenta tempesta che si è abbattuta sulla montagna trentina e veneta ha rischiato di distruggere quest'oasi di bellezza. Artesella è rinata, Artesella possiamo dire che è ancora viva ed è ancora in trasformazione. Dopo quello che è successo c'è stata l'occasione di avere qui ospiti, artisti molto importanti che stanno in qualche modo ripensando a quello che è accaduto e lo stanno trasformando in opere straordinarie che stiamo realizzando proprio in questi giorni, come quella di Enrique Oliveira e di Edoardo Tresoldi, ma anche l'opera di Edoardo Soto de Mura che abbiamo installato a Villa Strobele qualche mese fa. Imperdibile all'interno del percorso una sosta alla famosissima Cattedrale Vegetale. La Cattedrale Vegetale è stata una delle opere iconiche di Artesella proprio per la capacità che ha la cattedrale di rendere evidente questa relazione tra arte e natura. Cioè, è un'opera architettonica, è in qualche modo uno spazio che si vede che è costruito dall'uomo, è uno spazio definito dall'uomo, è una vera e propria cattedrale, però al contempo è una cattedrale in cui la natura è preponderante e in cui la natura sarà ciò che rimarrà al termine di questa cattedrale, perché le colonne pian pianino verranno rimosse e rimarrà solo la natura, e sarà una natura che ricorderà, avrà una memoria di quello che è accaduto, e quindi è la perfetta sintesi di quello che è Artesella. Artesella è solo una delle tante mete offerte dal comprensorio Valsugana Lagorai per allietare la vacanza di tanti turisti che decidono di passare qualche giorno di ferie tra queste montagne, cercando un po' di refrigerio dall'affa di pianura. Il mare in montagna dove vieni da noi e ti puoi trovare quella che noi chiamiamo l'aria condizionata naturale, perché effettivamente di giorno c'è caldo anche da noi, però si sta bene, poi ti fai un tuffo nei laghi con alcuni progetti, spiagge sicure, quindi con i bagnini, abbiamo delle spiagge private, delle spiagge pubbliche, quindi ognuno può decidere se vuole spendere 5 euro, 10 euro, 20 euro, trova tanti bei servizi direttamente sulla spiaggia, e poi dall'altra parte la possibilità di salire in montagna, quindi con passeggiate, trekking con una ciclabile, e la sera cambia totalmente la temperatura, quindi la fortuna della Valsugana di essere circondata di montagne, attorno alle 7-8 la sera una leggera ebbrezza che mi fa scendere il fresco della montagna che arriva nel fondovalle per dormire serenamente e comodamente in albergo, in campeggio, in una baita, in un appartamento, quindi non c'è altro che la possibilità di scegliere negli oltre 12.000 posti letto che offriamo. Per chi è appassionato di storia vale la pena di visitare anche il castello di Pergine Valsugana, da pochi mesi tornato in possesso della collettività. Di proprietà di una famiglia svizzera, dal 1956, nel 2018 è stato messo in vendita e comprato grazie al contributo di oltre 800 sottoscrittori tra cittadini, istituzioni, sponsor e provincia autonoma di Trento. Oggi ospita un ristorante, un hotel, una locanda e giardini sempre aperti al pubblico. Il castello è nato come fortezza, infatti è una struttura imponente in cima al Colle del Tegazzo per controllare quello che era appunto il passaggio in Valsugana. Qui sotto passa anche la via Claudio Augusta che collega la Germania a Venezia, quindi è sempre stata una grande zona di transito. Una fortezza che poi nei secoli è diventata anche una residenza storica. Ognuno ha lasciato qualcosa di suo al castello, nato come struttura medievale, ha poi anche delle tracce gotiche e rinascimentali, è stata addirittura anche proprietà dei principi vescovi di Trento che hanno lasciato alcuni stemmi in sala del trono, e a Bernardo Clesio è dedicata anche appunto l'ala ecclesiana dove ospitiamo le camere dell'hotel.